che muoverà il primo pallone di questo incontro. Battuta forte di Javoronok, il palleggio di Cisterna, poi il salvataggio ottimo da parte di Ramon. La palla arriva nei pressi di For, che mette giù il primo punto del match per Cisterna Volley. Cortesia che va al servizio, potente a cercare Ramon, il palleggio di Baranovic, il tocco del muro, tiene poi Javoronok, la palla per Jensen, non tiene invece in ricezione, in difesa Verona in rincorsa. Cisterna che con un punto conquisterebbe il primo set, forte su Bayram che tiene però bene in ricezione, ed eccolo il punto di For. Cisterna conquista il primo set di questo match, 25 Cisterna 20. Rado Stoicev nervosamente, però vede molto vicino questo secondo set. Intanto Fanizza, poi Czerwinski prova a metterla giù, la difesa buona da parte di D'Amico. Il muro di Cisterna però consegna un altro pallone a Verona, ancora il muro, tiene però molto bene D'Amico. Jensen con una mano Pace, molto bene anche lui, deve appoggiare di là, free ball per Verona con Jensen ancora sul muro, con Pace che va a rimettere in moto Fanizza, la difesa di Abayev su Czerwinski, ancora Fanizza con la pipe, arriva Ramon, punto numero 18 per Cisterna, pulito a Cisterna. Ora il servizio Czerwinski, difende bene Verona il primo tempo, messo giù da cortesia, ecco il set per Rana Verona che riequilibra. A Cisterna va bene così comunque perché c'è ancora Mazzone in battuta, riceve Javoronok, palleggio all'indietro di Abayev, tiene in qualche modo la difesa di Verona. Keita in diagonale, cerca quantomeno di tenere viva Verona. Abayev forte su Ramon, problemi in ricezione per Cisterna, e dunque attacco per Verona con Jensen che però trova questa volta la buona difesa di Ramon, e arriva il set per Bayram al servizio, nastro a disturbare un po' Verona, poi Zingel con il primo tempo appoggiato. Zingel un po' particolare la ricezione di Tarumi, poi arriva il muro di Verona, colpisce in pieno Keita, ace di Bayram. Forte out però, che deve annullare un altro match point. Forte ricezione di Keita, Abayev, Keita al muro da parte di Cisterna, ancora vivo Cisterna. Keita in ricezione, tiene Abayev, Keita per chiuderla, vince Verona.